Tragedia della strada in tarda mattinata a Noventa Vicentina, un morto e due feriti, tutti residenti in città. È accaduto verso le 11:15 lungo via Angussola, una via nella prima periferia. Un uomo di 81 anni alla guida di una Nissan Micra, molto probabilmente colpito da un malore improvviso che risulterà poi fatale, ha perso il controllo del mezzo, centrando con l'auto una famigliola a passeggio su uno slargo, una giovane coppia con un bimbo su una carrozzina. Il marito è rimasto praticamente illeso, la mamma invece è stata colpita in pieno e scaraventata in un fossato, mentre l'auto ha proseguito la sua corsa finendo contro un parapetto della carreggiata. Immediato l'arrivo dei soccorsi, la donna è apparsa subito in gravi condizioni e è stata elitrasportata all'ospedale di Vicenza, ferito anche se in modo lieve il bimbo che fortunatamente ha riportato solo lievi contusioni. Sotto shock il padre portato all'ospedale di Noventa. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il guidatore ottantenne ormai privo di vita. Un evento drammatico che ha scosso Noventa. È stata colpita una signora che era a passeggio con il marito e il figlio più piccolo, è stata l'unica a essere colpita, fortunatamente non è in pericolo di vita, comunque le auguriamo pronta guarigione. Prima di cadere a terra la signora è riuscita a spingere il figlio lontano dall'auto e quindi è stata veramente anche coraggiosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia dell'anziano che purtroppo è deceduto per questo malore e ovviamente auguriamo pronta guarigione alla signora ricoverata in ospedale.